Piazza Tola, San Nicola e Santa Caterina. La visita a Sassari è appena iniziata dal suo splendido centro storico medievale, di cui è ancora ben intuibile il perimetro originario. Dalle mura antiche di Corso Trinità a Corso Vico, fino a via Torre Tonda per chiudere il cerchio in piazza Castello. Dell'antico maniero aragonese resta solo il nome e il ricordo. Risale al 1877 la decisione di abbattere la fortezza edificata 5 secoli prima, dove oggi sorge la caserma La Marmora, sede della gloriosa Brigata Sassari. È da questa piazza che a Ferragosto inizia la tradizionale discesa dei candelieri. Sassari indossa gli abiti della festa grande e richiama a sé tutti i suoi concittadini da ogni dove. Tutti in prima fila tra i suoni dei tamburi e gli applausi scroscianti di una consueta folla entusiasta. Le vie brulicano di famiglie e turisti che accompagnano la processione dei grossi ceri in legno giù per Corso Vittorio Emanuele fino a Santa Maria in Betlemme, dove la discesa si conclude a notte fonda. Due i simboli più importanti della città. La fontana di Rosello del 1605, adagiata nell'omonima valle dietro la chiesa della Santissima Trinità. In quella sorgente le massaie lavavano i panni e gli antichi acquaioli riempivano le brocche da distribuire nelle case. Il secondo è di sicuro il Duomo di San Nicola, dalla facciata barocca che svetta sulle basse case a 1 o 2 piani del centro storico. L'interno della chiesa, sede della cattedra arcivescovile, è certamente più antico e il primissimo impianto risale al XII secolo. Di quelle originarie forme restano i motivi gotici, alterati in parte dagli interventi successivi che modificarono i transetti voltati a botte, non più a crociera. Una passeggiata in Piazza d'Italia, da poco rinnovata, di fronte al monumento del re Vittorio Emanuele II. Si arriva al Museo Nazionale Giovanni Antonio Sanna, diviso in 3 sezioni distinte: la Pinacoteca, la sezione etnografica e quella archeologica. Sono molto distanti le epoche dei reperti custoditi. I più antichi risalgono al Paleolitico e sono stati ritrovati nella zona di Perfugas, mentre alla Grotta Verde di Alghero sono da ricondurre testimonianze del Neolitico. Interessanti le produzioni di epoca romana e greca per arrivare alla sezione medievale. Protagoniste indiscusse le città di Turris Libissonis, l'antica Porto Torres e Sassari. Il tour sassarese non può concludersi prima di aver assaggiato le delizie della cucina locale e in particolare le monzette,